Bentornati in un nuovissimo video, cari spettatori. Le giornate calde in questi giorni hanno favorito punte di 20-21 gradi sulla Val Padana a causa dell'ingerenza dell'alta pressione di origine africana, ma delle correnti umide atlantiche da venerdì causeranno il cedimento della pressione a causa di correnti umide atlantiche pronte a irrompere sulle Alpi prealpi. Ciò determinerà un aumento della instabilità e della nuvolosità sui monti e alte pianure con il rischio di qualche fenomeno locale tutto il weekend. Inizialmente avremo comunque temperature leggermente sopra la media, ma come notiamo da questa grafica irromperanno correnti fredde di origine artica dalla giornata di domenica sera e lunedì, quando le temperature si porteranno nettamente sotto la media del periodo, soprattutto lungo il versante adriatico, il nord-est e poi il centro-sud. Notiamo come la giornata di sabato avrà ancora delle residue note instabili, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia e il Veneto centro-orientale. Domenica invece sarà la giornata più instabile, con tra il pomeriggio e la serata dei temporali sparsi localmente anche intensi. Lunedì il maltempo si concentrerà al centro-sud, ancora qualche possibile rovescio sulle prealpi venete, mentre nel corso dei giorni successivi, da martedì fino a giovedì 30 marzo, saranno giornate più stabili e nel complesso poco nuvolose. Attenzione comunque, dato che avremo il calo termico notevole e torneremo sotto media, questa breve irruzione d'aria fredda causerà delle improvvise locali gelate fino in pianura, valori tra 0 e 2 gradi. Successivamente, dopo un'alta pressione nuovamente protagonista da martedì a giovedì, che porterà nuovamente temperature in aumento, da fine mese inizio aprile probabilmente avremo lo sblocco delle correnti umide atlantiche che favoriranno piogge ad inizio del nuovo mese di aprile, temperature che ritorneranno in media col periodo un po' dappertutto. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti e questo video consigliato per la previsione sulla primavera 2023.